Biden, non siamo in guerra con Mosca, ma daremo armi all'Ucraina fino alla fine. Le minacce russe pronti a qualsiasi cosa facciano. Guterres da Zelensky, faremo il possibile per mettere fine al conflitto. Mariupol, colpito l'ospedale da campo, denuncia il battaglione Azov. La giornata per la sicurezza sul lavoro a Roma, operaio precipita dentro un vano ascensore alla Farnesina, il ministro Orlando al TG1. Covid, dal 1 maggio le nuove regole per Green Pass e mascherine che restano obbligatorie per trasporti, ospedali, cinema. Don Matteo, stasera su Rai 1 lo storico passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova, che sarà Don Massimo, il nuovo protagonista, l'attore ospite nel nostro studio. Buonasera a tutti voi dal TG1. Nel giorno della visita del segretario generale ONU Guterres a Kiev sembrano ridursi al lumicino le speranze di una tregua. La Russia intensifica l'offensiva sul Donbass, dove starebbe spostando truppe dall'assedio di Mariupol e preparando l'annessione dei territori occupati. La guerra durerà mesi o anni, ha fatto sapere poco fa una fonte della Casa Bianca, mentre lo stesso Biden ribadisce: daremo armi a Kiev fino alla fine, ma avverte siamo pronti a qualsiasi cosa Mosca faccia. Allora andiamo subito a Kiev, perché poco fa ci sono state esplosioni in diretta. L'inviata Emma Farnè. Emma, allora che cosa sta succedendo? Che cosa succede? Due forti esplosioni in quella direzione, una colonna di fumo si è vista sulla capitale, lo ha riferito anche il sindaco Klitschko. Non è chiaro però di che cosa si tratti. Due esplosioni dopo 3 settimane di relativa calma, due esplosioni nella giornata in cui il segretario generale dell'ONU è venuto qui per incontrare il presidente Zelensky e per visitare i luoghi massacrati durante la guerra nella sua vita.